Di testa, di spirito, più di testa e di spirito, cioè lo spirito quando una squadra va in campo, no? Al di là, vedete, l'altra settimana quando il presidente parlò, no? Disse non c'è gioco, non c'è qui, non c'è là. Bene, voglio dire, un presidente fa meglio a dire a un altro: guarda, io non ti voglio, ti metto da parte e ne prendo un altro. Stare a dire tutte queste cazzate, perché sono cazzate, voglio dire, non serve a niente, non ti serve a creare fiducia, a creare uno spirito positivo, e ti crea solamente al malumore, a farti incazzare, a farti arrabbiare. Io non lancio ora la sfida al presidente, io non lancio a nessuno, io lancio la sfida al buonsenso, perché le persone quando usano il buonsenso possono ottenere dei risultati. Quando uno il buonsenso poi non lo vuole usare, andiamo alla guerra e si fa la guerra. Voglio dire, io ce la metto tutta, ti dico, starei più preoccupato se i miei figlioli avessero la polmonite, no? E quello mi preoccuperebbe di più di una sconfitta. Io sono pronto, di fronte a tutte le mie responsabilità, l'ho sempre detto, ad assumermi tutte le colpe, quelle mie, non quelle che non sono mie. Le mie colpe io sono pronto, sono allenatore, posso far bene, posso far male, però ho dimostrato che fino a un mese fa il Palermo era primo in classifica e mi sembra di essere lo stupido del villaggio, no? Se poi si sono creati dei problemi, certamente non ci ho messo del mio. Tutto lì. Tutto nasce dunque anche da queste dichiarazioni un po' fuori luogo del Presidente? Non da dichiarazioni fuori luogo del Presidente, nasce dal modo di vivere una sconfitta, dal modo di vivere una partita. Se tu la vivi nella maniera sbagliata, è normale, è come vivere una famiglia. Se tu vivi con una donna e, vivi e non vivi in armonia, non vivi a cercare di aiutare a risolvere un problema o di capire dove stanno le cose e vivi solamente di negatività nel cercare, è normale, voglio dire, poi alla fine, alla prima difficoltà la fiducia ti viene a mancare, no?